Il disegno di legge che ci apprestiamo ad esaminare si pone l'obiettivo di procedere ad una revisione integrale e sistemica, nonché un aggiornamento della disciplina relativa alle politiche di sicurezza e dell'ordinamento della polizia locale, mediante la suddivisione in 4 titoli rispettivamente dedicati alle disposizioni generali e politiche regionali, alle politiche della sicurezza, all'ordinamento della polizia locale ed infine alle norme finali. Per quanto attiene alle nuove politiche della sicurezza del titolo secondo, il capo primo è interamente dedicato all'istituzione e disciplina dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza, mentre il capo secondo, Sistema regionale di politiche integrate per la sicurezza, ed il capo terzo, Sicurezza partecipata, disciplinano invece l'insieme delle azioni volte a far interagire gli interventi regionali e degli enti locali per la sicurezza urbana con le politiche di contrasto alla criminalità e di sicurezza pubblica di competenza degli organi statali, coinvolgendo soggetti pubblici e privati come le associazioni e i cittadini. Con riferimento alla riforma prevista dal titolo terzo, viene prevista la riorganizzazione territoriale della polizia locale, con lo scopo dichiarato di aggregare funzionalmente ed in maniera stabile e duratura i corpi di polizia locale. Effettivamente un tale intervento era necessario ormai da tempo, in quanto in più di 10 anni dalla vigenza della normativa attualmente in vigore, di acqua sotto i ponti ne è passata e non è più procrastinabile dare una soluzione ai problemi che gravano tale settore. A tal riguardo, la carenza per le strade si avverte e non poco. Al di là degli annunci del politico di turno, è difficile immaginare strade piene di agenti se gli organici degli enti locali presentano buchi clamorosi e le graduatorie degli idonei non vincitori restano ferme da anni. Insomma, un cane che si morde la coda. Con le casse vuote, poi, le difficoltà per gli enti locali si appalesano in modo ancora più evidente. È altresì evidente che sulla base di queste premesse, l'annunciata sfida del 2021 per la nostra legislazione regionale non poteva che essere vista con favore. Ma la realtà che ci siamo trovati davanti appare a tutti gli effetti essere più che altro un'operazione di riassetto interno per la parte che riguarda i servizi offerti alla cittadinanza, che lascia scoperte le previsioni per quei temi sostanziali quale l'aggiornamento professionale integrato delle forze di polizia dello Stato e quella locale, la promozione di patti per la sicurezza tra enti locali e autorità provinciali di sicurezza e interventi per la riqualificazione dello spazio urbano e del degrado ambientale, nonché quelli volti all'educazione alla legalità. Il provvedimento, sul fronte di una concezione ideologica, si scontra con la nostra visione per ciò che riguarda le disposizioni che istituzionalizzano le figure di soggetti per la sicurezza sussidiaria, volontari e controlli di vicinato, il cui rischio è quello di dar spazio a ronde e gruppi che creino più disordini che benefici. Ciò non vuol dire che la partecipazione dei cittadini e dell'associazionismo sia negativa, ma debbono inserire soprattutto cosa possono e cosa non possono fare. È fondamentale evitare il veicolare il messaggio che domani avremo sceriffi e ronde armate o un corpo di polizia parallelo alla polizia di Stato o alla polizia locale, via via più lontano dalle peculiarità dei propri comuni di appartenenza, pur rimanendo a carico economico degli stessi. Dello stesso avviso paiono essere anche i sindaci di Trieste e Gorizia, come già stato detto, pur appartenenti al centrodestra, che forti dell'esperienza sul campo si sono detti contrari all'introduzione di volontari della sicurezza, preferendo la maggiore esperienza delle forze dell'ordine o di vigilantes privati. L'obiettivo, infatti, dovrebbe essere quello di favorire solidarietà e partecipazione civica, la condivisione e la partecipazione mediante un'attività volta a garantire una presenza sul territorio che metta tranquillità.
cosa ben diversa da ciò che viene previsto dalle norme in questo provvedimento. Fra l'altro, in base alla 31esima indagine del Sole 24 Ore sul benessere del territorio italiano, riferita al 2020, che analizza 90 indicatori, tra cui quello relativo alla giustizia e sicurezza, rileviamo che ben 2 dei nostri capoluoghi di provincia risultano fra le 15 migliori città per quanto riguarda la sicurezza e ben 3, Pordenone, Udine e Trieste, rientrano tra le migliori 10 per qualità della vita complessiva, tenendo appunto conto che il tema della sicurezza ha sicuramente inciso sul risultato finale. In base a questi dati si può affermare dunque che le politiche per la sicurezza della nostra regione, pur necessitando di interventi di ammodernamento, si sono sicuramente contraddistinte per la loro efficacia e che pertanto la struttura di base costituisce un elemento fondante per la sicurezza del nostro territorio e dei nostri cittadini. E allora perché prevedere istituti che potrebbero vanificare l'efficacia del sistema nella sua interezza? Non da ultima una questione fondamentale, se non addirittura preliminare, a quella appena delineata. Riteniamo infatti che alcuni aspetti di questa proposta di legge siano a forte rischio di incostituzionalità. Ed il riferimento va in particolare all'articolo 8, collaborazione con soggetti addetti alla sicurezza sussidiaria, all'articolo 10, volontari per la sicurezza, e all'articolo 11, forme di cittadinanza attiva e controllo di vicinato. Tale violazione dei principi costituzionali risulterebbe, fra l'altro, confermata da quanto previsto da alcune sentenze della Corte di Cassazione, per le parti in cui tali disposizioni non parrebbero limitarsi a considerare aspetti eminentemente sociali e culturali del fenomeno, ma interverrebbero anche in merito agli aspetti di ordine pubblico o alle politiche relative alla sicurezza integrata riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Un ultimo appunto riguarda la mancanza di adeguate politiche sull'uso e abuso di alcol in relazione alla sicurezza urbana. Dall'ultimo studio effettuato per l'Istituto Superiore della Sanità, in relazione ai dati sul consumo dell'alcol in Italia, periodo 2019, è emerso che il consumo di alcol a maggior rischio resta una prerogativa dei residenti nel nord Italia, con trend in aumento, in particolare in Friuli Venezia Giulia, dove si registrano le percentuali tra le più alte. La sicurezza urbana e di conseguenza l'incolumità pubblica coincidono con l'integrità fisica della popolazione e dunque corrispondono ad un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale. Si può quindi comprendere chiaramente come le questioni dell'alcol diventi centrale e pertanto necessiti di una maggiore attenzione da parte del legislatore. Grazie Presidente.